Sincerità, adesso è tutto così semplice. Siamo con Casa Citronello. Per questo amore così fragile. Canta. Per questo amore fragile. Sì, sincerità. Signora Citronello. Mia vecchioro bacca. No, non dica queste cose. Che c'è? Ah, sì. ma proprio Sì, scusa, salve. Ciao Amare, ciao. Come va? Sto facendo delle pulizie quelle straordinarie. Straordinario, come col vetro. Sì, ci sono le pulizie ordinarie e quelle straordinarie. Io di solito quando non lo pulisce il vetro. Sto approfittando perché quello molo, sì. Molo, sì. Sì, no, se n'è andato all'olificio. All'olificio, sì. Ma è il periodo delle olive questo? Il periodo delle olive è andato all'olificio che doveva andare a palurare. Sì, ma no, quando lui porta col motozappo sempre c'è cosa di tirarci una fotografia, guarda che pellato, strunato, il disgraziato. Ecco, è arrivato il signor Citronello. Il Citronello non mi sente, forse c'è un po' troppo rumore. Ecco, spento. Ma sto cosa non lo so, non si vuole spegnere, non si vuole asciuttare, non si vuole asciuttare. Quando vai quando deve accenderlo non si accende. Quando l'ho asciuttato non si asciutta. Signor Giacomino. Ma non ci funziona questo modello. Signor Giacomino. Qua c'è, salve, da questa parte. Risponde come l'erba, come la gramigna. Io invece canto olive e mi spunta la gramigna. Che come spunta la gramigna? Non mi funziona, che te devo dire? Come? È arrivato fino qua, mi sembrava funzionante, no? È funzionante, però mi fa pigliare colore, Omar, perché lo sai cos'è? Io sono anziano ormai e quindi certe cose, certe rumorine non le sento. E che so come fa? C'ha già i cigoli, come a mia moglie, come a Santina, chi è tutta cigoli. No, non faccia questi gesti. Certo, cos'è? Dove ce l'hai i cigoli, sua moglie? Nell'angina. No! Nell'angina. Dove? L'anginaglia. Ah, ho capito. Sì, perché quando si unge l'anginaglia con il cigolo si diventa cigolo, fa cico. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, no, sempre che trova difficoltà. Tutte le difficoltà le trova io. Cioè, siccome non si persuade perché è turdo, non capisce niente. Cioè, scende nel motozappo, astuta, e poi scende. No, astuta, scende, non capisce, non trova niente. Come non trova? Se non la trova. Si c'è È sempre più fuso lei. Ma cosa sta facendo? Ha qualche problema allora al motore? No, perché se non funziona ora io lo butto. Te lo dico 4 che vabbè, lo fa aggiustare, esistono i meccanici, cosa butta? No, meccanico, no, meccanico. Come no? Ha detto non è tanto capace. No, meccanico non ne ha mai parlato. Perché? Omar, Perché? Perché? Perché lui, scusa, se lui è un tipo che non è mattiniero. Non è mattiniero. E dorme. Sì. Allora, quando se ne va dal meccanico, lui si va a cuccare un meccanico. Ho capito. E no, non mi piace. È vero che suo marito era quello che andava dal meccanico e poi non tornava più per 2 o 3 giorni. Non torna, io se ne va la mattina e se ne cambia sera. No, questo non può essere. Perché qua c'era il tappo delle cose idrocarburante, quelle che si mangiano. Cosa idrocarburi. Ma cosa dici? Ma ne capisce lei di motori? No, io meccanico facevo. Sì. Addirittura, pure? Sì, quando ero in aviazione, sì. Sì, degli aerei. Dall'alto io guardavo i motori dell'aereo. Sì. Dice solo la domanda, ha fatto solo la domanda. Addirittura? Sì, solo la domanda ha fatto. Ci venne respinto. Perché io facevo aviazione, io mi tuffavo dall'alto. Si tuffava dall'alto. Sì, vedo che anche i termini sono azzeccati, quelli proprio, si vede che è stato nell'aviazione. No, io mi tuffavo quando ero in marina e poi mi buttavo dall'alto quando ero in aviazione. Ho fatto tutti i miei Con la spinta poi si è tuffato. In marina? In marina, no, forse pensava a Marina. Marina chi? Sì, non lo so, ha conosciuto una zoppa. Ma cosa fa Giacomino? Giacomino! Ma scusi, signor Giacomino, di sera. Ma chi è che parla? Omar, pure qua sei. Omar, senti una cosa. No, ma dico, cosa fa di sera? Che Scusi, cosa con la luce faccio? Io accesa. raccolgo le olive perché mia moglie, ogni suo desiderio è un ordine. Ho capito. Ma chiedo scusa, ma perché di sera con la luce accesa? Perché io dovrei raccogliere le olive di mattina. Di mattina qua in questo posto cala la muddura. È ignorante. La chiama la muddura. Lo sai che cos'è la muddura? No, non lo so. E c'è una cappa di nebbia che poi è come se mi piovesse addosso. Io c'ho la cervicale. Sì. Perché io lo rimprovero sempre e ci dico, Giacomino, alzati prestolino.
Giacomino, e raccogliere lì. No, Sì. siccome qua arriva la nebbia gli tricolli, provviginando sale, Sì, è sotto che sotto magistrale. il magistrale urla Oh, no, il magistrale. sotto il magistrale. Invece sì. lei, Santina, lo sai che cosa dice? Cosa dice? Che io di giorno non ne voglio e la notte spardo l'olio. Io accendo... che mi fa? Mi ride, che fa? Mi scotti? Oh, ma Mia non lo marito so. a quest'ora raccoglie la live, lo sai perché raccoglie la live? Si è sbrodolata qua, c'ha la goccia del... C'è una cosa, sì. La Scusa. lacrima sul viso c'ha. Ok, va bene così. No, di solito io me l'asciugo la lacrima. Sì, è Sì, la sbrodolona lacrima, oggi. mi piace, poi bisogna. Dicevamo, sì? Sì, è da solo che coglierà. Ora, a parte gli scherzi, non dobbiamo scherzare perché mia moglie, guarda... io Ma lei sono- è una di quelle persone che al mattino si alza e prende uno spicchio d'aglio e se lo mangia per purificare lo stomaco e tutto? È che sì, no, io a queste ci credo perché Non sono dica stata così. donna. Sì, con dai. No, non dica così. No, che te l'ha raccontato questa cazzata. Aglio, sì. No, quello sono aglio, fravaglio, fattura che non guaglia. No, Che cosa ha detto? sono delle dicerie antiche che io non ci credo, non ci credo. No, ha Mi detto piace- cosa? Io quello che non mi spiego è come mai io chianto olive e mi spunta l'aglia, non lo capisco. Ho capito. Adesso così semplice. Signor Giacomino, ho sentito prima degli animali che facevano dei versi strani. Che cos'erano? Ma sicuramente saranno forse le oche. Ah, le oche. Quale Sì. oche? No, lei ha detto le oche. Quale oche? Io non ho detto oche, le oche saranno oche. No. Lei, sì, perché quando a me mi viene il dolore allo stomaco. Poi ci faccio la mistura. No, poi c'è il karaoke. No, io dicevo sono care le oche, no karaoke. Quale karaoke? No, cioè, le a me- chiedevo se cioè- ha comprato care le oche. Sono nato come una camminante ci piace il karaoke e poi però si mette là e canta e lo sa. Comunque, Omar, ora non mi rompere Sì, no, le oche. le Va oche bene. perché io devo lavorare. Ciao, Omar. Raccolga le olive e pianti l'aglio. Va bene. appunto. Ok, arrivederci. Ah, te ne vai? Sì, me ne vado. Cioè tu vieni quando tu vuoi venire, te ne vai quando tu vuoi, te la puzza a cravacchi. Che Cosa? Che vieni a fare a mia casa? Che mi sei Vabbè, non si arrabbi, stia tranquilla. perché arriva c'è- puzza a cravacchi, te ne vai, vieni, cioè, quando te ne camo, Vabbè, verrò al più presto, va bene. Vedi io, vado dopo. No! Ma ti rendi conto che da Giantino non Ci ci togli il interessa? microfono. Che? Che ci togli il microfono. Mi rivolgo al microfono perché io col microfono c'ho un certo feeling. Ciao microfono, come stai? Io con chi devo parlare? Mi stanno dicendo un senso con chi devo parlare? Con gli alberi no, con te no, con Omar no, con chi devo parlare? La luce che mi abbaglia, che cosa devo fare? Non lo so io, non lo so. Perché che sei l'unico complice di questa storia magica. di questa storia magica. Di nuovo, Sincerità. Di Per questa questo- storia magica. Di questa storia magica. Sincerità. Va bene, buono. Sincerità. Aspetta che- Adesso tutto così semplice. Aspetta un minuto. Per te che sei l'unico complice per questa storia magica. Sincerità. Che sono i nove? No, che mio figlio di solito viene ai 9. Smunta ai 9, che c'è il timbro cartellino. Non lo so, era bello sbronzato, bello. Perché suo marito a quest'ora che raccoglie le olive? Suo marito a questa ora, no? No, suo marito a quest'ora. Suo marito, non è mio marito. Suo marito, sì. Ma ce n'è olive in quest'albero? Ah, aspetta. No, le oche dipende se c'è il ticket, sì, c'è il ticket. Vabbè, ok. Sì, le 6. Le 6, le No, 7 le 6, alle 6, le 7, le 8. e le 8. Robby solo. E viene Santino solo, Santino. Sì, Santino a lei. Santino io sono, no, Giacomino solo. Vabbè. Cosa ha detto? Eh, Sparato il senti, pisolino. Sa fare il pistolino. Il pisolino. Sì, come lo chiami tu? Il pisolino, sì. Il pistolino, si fa il pistolino. Si sera.